Intanto buongiorno a tutti, siamo all'Istituto Omnicomprensivo Ingeborg Bachmann di Tarvisio online e presenti per ascoltare un convegno che si intitola Turismo, Design e Territorio, non solo tradizione, che la scuola è ferma, ma non si ferma. E ormai questo è lo slogan di quest'anno di Udine Design Week, di questi convegni che stiamo facendo nelle scuole, e li abbiamo sempre fatti, però quest'anno forse è ancora più importante portare aziende, designer, idee, coinvolgere gli studenti in questo periodo così particolare. Devo dirvi che per me questo convegno fatto in questa scuola è ancora più importante e particolare perché ho la fortuna di insegnare qui e ho avuto la fortuna di conoscere una realtà che è veramente speciale e che non conoscevo. Non conoscevo così a fondo, quindi ho scoperto che qui si formano gli atleti degli sport della montagna a livello nazionale e vengono giovani da ogni dove. Io ho studenti dalla Polonia piuttosto che dalla Nuova Zelanda. Quindi è un punto internazionale nella montagna del Friuli Venezia Giulia, già questo di per sé è particolare. Poi, oltre al liceo, al Bachmann, c'è l'indirizzo di istituto tecnico turistico, che io trovo straordinariamente importante per un luogo come Tarvisio, montagna, e la cui vocazione poi turistica è già nota, ma forse si possono aprire ancora altri mondi anche in questo settore. Forse non solo turismo naturalistico, e questo è un po' il senso di questo convegno, in cui c'è turismo, c'è territorio, ma c'è anche design, perché siamo a Udine Design Week. E allora qui cercheremo di capire se è possibile che il design possa essere un mezzo di valorizzazione anche di un territorio che alle volte è sconosciuto. Quindi io ringrazio l'Istituto Ingeborg Bachmann per ospitare questo convegno e ringrazio in particolare la professoressa Doris Siega, che è il dirigente scolastico, e il professor Massimo Dittadi, che è docente all'Istituto Tecnico Turistico e che potranno forse raccontare meglio di questa scuola unica nel panorama regionale e della montagna in particolare. Ringrazio Davide Boeri, imprenditore e referente nostro di Udine Design Week in Confindustria, e Marino De Santa, altro imprenditore della montagna, presidente di Legnolandia. Ringrazio il direttore di Promoturismo, il dottor Bertero, l'architetto Paolo Bon, presidente dell'Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Udine. Ringrazio la dottoressa Barbara Lager, che è assessore al turismo, all'istruzione e alle pari opportunità. E naturalmente ringrazio tutti voi ragazzi che siete presenti e siete evidentemente interessati a sentire qualcosa di quello che diremo. Ecco, ma a questo punto io lascerei la parola proprio alla dirigente, alla professoressa Doris Siega, avvertendo tutti però che questa riunione sarà registrata e quindi chiedo ai minorenni, se ci sono, di tenere la telecamera chiusa. Grazie. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Sono Siega Doris, dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Ingeborg Bachmann di Tarvisio. Grazie a tutti i presenti che si sono collegati a questo evento organizzato in questa scuola. Grazie agli organizzatori dell'evento, a tutti gli esperti che interverranno, ai rappresentanti delle istituzioni che si sono collegati qui con noi, agli operatori economici del territorio, tutti gli studenti e al personale docente che vedo collegato. Per me è un grande orgoglio poter accogliere qui oggi al Bachmann questo interessante evento all'interno di questo Udine Design Week, quindi di questo evento importante, anche se purtroppo solo virtualmente a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Mi rendo conto che svolgere questi eventi a distanza non è il massimo, però è molto interessante non fermarsi anche in un momento di emergenza.
E sicuramente spero e ho una speranza che anche durante le prossime edizioni possiamo venire coinvolti e magari svolgersi direttamente qui in presenza presso i nostri locali e territorio. Ringrazio gli organizzatori per la scelta di condividere questo percorso di riflessione sul design e il territorio, intersecando gli esperti del mondo dell'imprenditoria con le scuole e i ragazzi. È una cosa molto molto importante riuscire, come dire, a unire, intersecare questi due mondi che a volte non sempre si parlano, per dare proprio ai ragazzi, come diceva prima la professoressa Lombardi, delle visioni su quelli che possono essere degli spunti sul territorio. E ringrazio di aver scelto anche questa scuola. È una scuola di montagna, è una scuola molto articolata, è una scuola radicata sul territorio e per il territorio, a mio avviso, rappresenta una risorsa. Questa scuola ha una progettazione molto ambiziosa e molto raccordata con il territorio. Abbiamo le scuole del primo ciclo, quindi dall'infanzia al primo grado, in cui si intraprendono tutta una serie di attività orientate molto al radicamento sul territorio, in un'ottica di scoperte e a volte di riscoperte di quelle che sono le tradizioni, da una parte per non dimenticarle e per non perderle, e dall'altra parte ovviamente per capirne quelle che sono le principali valenze, ecco. In questo momento sta partendo anche tutta una sperimentazione su un progetto plurilingue, quindi con delle nuove metodologie, ma proprio come dire, riscoprire e mantenere viva quelle che sono le tradizioni linguistiche di questo posto proprio al triplice confine nelle tre grandi culture europee. Dall'altra parte abbiamo, come ricordava e come ha già accennato la professoressa Lombardi, il liceo per gli agonisti per gli sport invernali, in cui giovani agonisti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero possono maturare qui le loro competenze sciistiche di alto livello, che poi possono essere spese, ad esempio, per entrare nei corsi di maestri di sci, e poi una volta diventati maestri di sci attivarsi e impegnarsi attivamente sul territorio. Dall'altra parte abbiamo un liceo sportivo multisport che permette ai ragazzi di sviluppare tutta una serie di competenze sportive a 360 gradi su un territorio che è molto votato allo sport ed è perfetto per chi ama gli sport, e possono quindi acquisire anche loro delle competenze e delle preparazioni che permettono poi di ottenere vari patentini di istruttore di vari sport di montagna, quali, non so, accompagnatore di nordic walking, mountain bike, e a impegnarsi poi attivamente anche su un territorio votato al turismo sportivo. Ma il territorio non è solo votato al turismo sportivo, e per cui abbiamo l'altra branca della nostra offerta formativa sul territorio, che è l'Istituto Tecnico Turistico, che ha sviluppato negli ultimi anni due grossi progetti, che sono da una parte tutta una serie di attività in preparazione al corso di accompagnatore turistico, per supportare sul territorio il turismo dal punto di vista proprio più culturale, e dall'altra parte un percorso di ricezione turistico alberghiero che permetterà ai ragazzi di sviluppare delle competenze sul territorio, in sinergia col territorio, grazie alle aziende che sono qui presenti e che collaborano attivamente con noi. Questo convegno qui secondo me è un'importantissima riflessione sul design e il territorio, che fa emergere anche questa grossa correlazione tra design e tradizione, quindi design e tradizione che non sono antagoniste ma sono correlate, e secondo me questo evento di oggi potrà sicuramente far riflettere i nostri ragazzi su quello che è il loro futuro e soprattutto su quello che è il futuro della nostra valle. Bene, grazie. Passo la parola. Grazie mille, grazie.
Grazie dirigente, come dire, mens sana in corpore sano, si ritrovano vecchi, antichi valori in questa scuola. Abbiamo la fortuna di avere con noi l'assessore all'istruzione, al turismo, alle pari opportunità, la dottoressa Barbara Lagger, a cui vorrei chiedere anche una cosa. Qui ci sono tre aspetti fondamentali della montagna e un punto di vista privilegiato il suo. E allora, Assessore, qual è la sua visione del legame tra turismo, design e territorio? Buongiorno a tutti, anch'io ringrazio per l'invito, ringrazio in primis la professoressa Lombardi, saluto tutti i relatori, ma in particolar modo tutti i ragazzi che sono collegati e hanno trovato il tempo di collegarsi oggi in questo convegno. Io credo che turismo, design e territorio siano tre elementi assolutamente necessari, diciamo così, l'uno all'altro, soprattutto in questo periodo in cui credo bisognerebbe leggere il tutto sempre di più anche in chiave ecosostenibile, quindi sia dal punto di vista delle strutture ricettive che vanno molto spesso riviste proprio in un'ottica di ecosostenibilità che conferisce alle stesse una marcia in più, anche perché i turisti stessi sono sempre più attenti alla tematica della sostenibilità, collegata spesso poi anche a quello che è l'ecodesign, l'arredo, eccetera. Ecco, va detto che ci troviamo tutti davanti a un nuovo scenario economico-sociale dove in primis saranno proprio le nuove generazioni, i nostri ragazzi chiamati a dare il là per un nuovo approccio di tipo appunto turistico, e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi dell'indirizzo turistico del Bachmann, ma ripeto, proprio una scuola come il Bachmann, lo ha detto benissimo la dirigente Siega prima, che è radicata nel territorio, abbiamo adesso avviato da poco assieme anche all'assessore che è presente, ho visto che è collegato il dottor Busettini, questo progetto del plurilinguismo, quindi abbiamo lingue, abbiamo l'aspetto turistico, abbiamo l'aspetto sportivo, abbiamo veramente un crogiolo di elementi interessantissimi sul nostro territorio che daranno, a mio avviso, a questi ragazzi una grande marcia in più. Io vedo che i nostri studenti, i nostri ragazzi sono comunque particolarmente aperti al nuovo, aperti a tutto quelle che sono le nuove culture, perché crescono già in un ambiente caratterizzato dai tre confini, quindi dagli usi, dai costumi, dalle lingue, e questa grande contaminazione continua che da noi è quotidiana dà un bagaglio inestimabile a questi ragazzi, ma anche a noi che ci viviamo, che ci lavoriamo, e credo che ora più che mai siamo veramente chiamati ad essere particolarmente eclettici, quindi sia in ambito turistico che in ambito dell'istruzione. Permettetemi solo una piccola divagazione su una cosa che ho visto che oggi è oggetto anche di questa conferenza, che verrà poi trattata dalla professoressa Lombardi, che sono appunto i nani da giardino. Io anni fa, ormai sono 3 anni fa, ho creato questo sentiero dei nani a Tarvisio Basso, lungo il fiume Bartolo, che diciamo così, si riferisce a una vecchia leggenda tarvisiana, che è quella appunto dei Bergmännchen, di questi gnometti della montagna, e ho un po' così, mi sono un po' avvalsa di quelle che erano le storie, le leggende tramandate dai nostri anziani per creare questo sentiero così molto simpatico e che piace molto soprattutto alle famiglie con i bambini. Posso anticipare che quest'anno questo sentiero verrà integrato, verrà rivisto proprio in chiave ecosostenibile,
e con dei nuovi pannelli, con dei giochi sempre afferenti chiaramente a quello che è questa leggenda dei Bergman, e questo anche proprio rientra un po' nella mia delega alle pari opportunità, con dei QR code dove nelle varie lingue si potrà, diciamo così, sentire poi i vari pannelli che illustreranno un po' le caratteristiche sia della flora che si trova lungo questo sentiero, ed è chiaramente pensato anche per le persone ipovedenti. Quindi abbiamo voluto anche qui avere un occhio di riguardo alle persone appunto con diverse abilità, ed è un sentiero che peraltro è facilmente percorribile anche dai passeggini, e io mi auguro in futuro poi anche dalle carrozzine. Questo è un po' quello che vorrei fare entro fine mandato, ecco. Quindi io vi auguro un convegno molto, molto interessante, dal quale sicuramente si ricaveranno nozioni nuove. Io mi scuso, ma sono in questo momento collegata dal mio ufficio in Austria, perché lavoro anche in ambito turistico, oltre a essere appunto l'assessore del turismo del Comune di Tarvisio, e devo scappare in una riunione tra 10 minuti, quindi io rimango collegata solo ancora 10 minuti, ma poi mi vedrò sicuramente la registrazione dell'intero convegno questa sera. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie dottoressa Lagger, e viva il Sentiero dei Nani, che piace tanto ai bambini ma anche agli adulti. Quindi grazie di nuovo per essere stata con noi. Adesso io passo la parola al professor Dittadi, che è stato la mia controparte all'interno della scuola per l'organizzazione di questo convegno, e ha accolto veramente con simpatia questa edizione di Udine Design Week montana. Il professore, voglio anticipare, che insegna geografia ma viene dal mondo dell'economia, e quindi quale miglior punto di vista per insegnare ad un istituto tecnico turistico e far calare gli studenti proprio nella riflessione su turismo e territorio. A lei la parola, professore. Innanzitutto do il mio benvenuto a tutti i relatori, ai docenti, agli studenti che ho controllato adesso, sono tutti presenti, le classi a cui abbiamo fatto l'invito, e anche agli operatori turistici che sono giunti. Poi ringrazio anche l'assessore Busettini per la sua presenza qui a questo convegno, in rappresentanza anche del comune di Ugovizza, Malbruna, eccetera. Allora, quando ancora a dicembre abbiamo cercato di organizzare questo convegno con sede al BACMA, avevamo pensato ad aprile proprio per poterlo fare in presenza, o comunque una parziale presenza. Con la professoressa Lombardo siamo andati a fare un sopralluogo della scuola, e lei veramente in tempi rapidissimi aveva già scelto l'aula, aveva già deciso quali adattamenti fare, aveva già deciso dove installare i totem, che sono una delle caratteristiche fondamentali della Udine Design Week. Purtroppo saremo probabilmente in arancione dalla prossima settimana, e quindi oggi siamo ancora al 100% online, però abbiamo visto che anche questo sistema, che comunque è innovativo, ha successo e serve appunto per far conoscere varie tematiche. E mi auguro che il prossimo anno si possa ripetere proprio come l'avevamo strutturato, anche con la presenza fisica di studenti e relatori e dei totem, in modo da rendere anche Tarvisio partecipe, passare da una Udine Design Week a una Friuli Design Week, anche grazie all'apporto di operatori, alberghi e negozi. Quest'anno comunque alla Udine Design Week c'è stata una grossa novità. Questa manifestazione è arrivata alla sua quinta edizione, e quest'anno c'è stata l'introduzione attiva delle scuole. Questo è il terzo incontro che facciamo nelle scuole, ce n'è stato uno al Daronco, uno al Copernico,
e Oral Bachmann. E devo dire la verità che sono molto soddisfatto dall'interesse che gli studenti hanno dimostrato nell'affrontare la tematica che abbiamo proposto, che loro già conoscono, che è territorio turismo, con l'introduzione, come già facciamo, dell'innovazione, ma del design, che per loro magari è un concetto nuovo e che comunque, visto l'interesse, sia io che la professoressa Lombardi abbiamo deciso di continuare anche dopo Pasqua con delle lezioni, proprio per approfondire questo tema così importante per il futuro. Ci troviamo a Tarvisio, in Val Canale. Sappiamo che questa zona offre dei paesaggi naturalistici di un enorme impatto emotivo. È una valle piena di storia, dall'epoca romana a tutte le vicende che si sono susseguite nel Novecento e tuttora, ma in un periodo come quello che stiamo vivendo, secondo me, secondo i nostri studenti, perché sono stati anche loro a notarlo, bisogna sfruttare qualsiasi opportunità il territorio offra. Siamo in una crisi economica evidente, ma sfruttando tutto quello che ci viene dato con un occhio al futuro, possiamo in qualche modo sperare di uscire da questa crisi, considerando che il futuro deve essere sinonimo di innovazione e di sostenibilità. Dobbiamo guardare quello che già abbiamo, come magari risulterà da quello che ci diranno i relatori, e quello che dobbiamo costruire e realizzare. Gli studenti sono giovani, ci sono le 2/5, molti andranno all'università, ma qualcuno lavorerà qua nella Val Canale e quindi è necessario subito entrare nelle problematiche e nelle possibilità che questa vallata dà. Sono quindi fondamentali gli argomenti che oggi andiamo a trattare. Il direttore marketing di Promoturismo ci parlerà di innovazione nella scuola. L'imprenditore Boeri ci parlerà di quali possibilità ci siano in montagna di tipo economico. Il presidente dell'Ordine degli Architetti di Udine ci parlerà in modo particolare dell'architettura in montagna. Avremo anche la testimonianza di un importante CEO di un'azienda del Friuli Venezia Giulia, Legnolandia, che ha proprio puntato sulla sostenibilità delle sue produzioni. E infine Anna ci illustrerà una forma particolare di design, gnomi e nani, che abbiamo già sentito parlare anche dall'assessore Lager. Tutto questo, gli studenti soprattutto del turistico lo sanno, quando si fa un'analisi di un territorio dobbiamo sempre cercare le opportunità, le minacce, la famosa analisi SWOT, ma soprattutto dobbiamo fare in modo che un territorio, oltre che ad accogliere turisti, sia un luogo dove la gente anche del luogo viva in modo sano e anche bello, circondata da cose belle. Questo, soprattutto in montagna, è fondamentale per evitare quei problemi che conosciamo, che sono lo spopolamento e il fatto che possano arrivare altre persone sia a lavorare sia a godere di questo territorio. Fatta questa introduzione, io chiedo ad Anna se è proprio tanto per far entrare i nostri studenti, soprattutto all'interno di una cornice che è quella della Udine Design Week, di iniziare proprio vedendo il video che è stato fatto l'anno scorso, quando la manifestazione è stata fatta, forse l'ultima, adesso ci diranno in presenza del 2020, in modo che sia anche un auspicio per il 2022 che quello che vediamo adesso in questo video si possa ripetere non solo per le strade di Udine, ma anche per le strade, tra virgolette, di Tarvisio, quindi all'interno di alberghi o di negozi che magari possono dare la loro disponibilità per installazioni nuove. Grazie professore, grazie. Però certo che il professor Dittadi ha lanciato un guanto di sfida e noi sicuramente lo coglieremo. Una Udine Design Week in montagna a Tarvisio. Beh, vediamo intanto cosa abbiamo fatto l'anno scorso.
Cosa ne pensa di questa edizione di Udine Design Week? Abbiamo lavorato moltissimo sulla collaborazione fra imprese, negozi e professionisti del design. I designer e gli architetti, per lo più giovani, si recavano presso le aziende per cercare di trovare spunti con i materiali utilizzati dalle imprese nelle loro produzioni. Il progetto ha preso vita all'interno delle vetrine dei negozi durante il Window Shopping Contest. La collaborazione è stata un interscambio di idee, una condivisione di competenze, il che ha trovato appeal nelle aziende che generalmente sono distanti dal mondo del design. E questo è stata una positiva sorpresa per noi. La reputo un'iniziativa veramente molto bella perché dà la possibilità di fondere diverse realtà anche abbastanza distanti tra di loro, creare movimento, vita nella nostra città. È stato molto emozionante collaborare con un architetto, trovare nuove idee, nuovi spunti. Passeggiando per la fabbrica ha lasciato un bellissimo segno sia a me come persona che all'interno dell'azienda. Quando mi è stato proposto di esporre delle seghe particolari d'altissimo livello con il diamante, c'è stato un primo impatto, un attimo di blocco, e poi nel momento che ho aperto la scatola ho visto degli ingranaggi, mi sembravano degli ingranaggi di orologi, vedevo la precisione con cui erano state fatte. A raccontare le potenzialità dell'elemento luminoso che permette la valorizzazione degli spazi, degli ambienti, e così la suggestione di questa seduta che diventa una seduta per la lettura notturna all'aria aperta. Udine Design Week mette insieme mondi diversi che si incontrano tra di loro: il mondo dei negozi, delle attività commerciali, il mondo delle aziende, il mondo dei progettisti. E questo momento di incontro è particolarmente utile per la città, per tutti, perché fa conoscere persone attive, positive, inserite nel territorio, ma che altrimenti non si conoscerebbero tra di loro. Gli esempi che abbiamo visto sono molto interessanti, no? Un'azienda di lame lavora assieme a un grande parrucchiere, esteta della bellezza, assieme a un giovane architetto. Qui, ad esempio, un'azienda di arredi internazionalmente nota come Moroso lavora assieme a Giorgia Brusemini, giovane designer milanese specializzata nella luce, assieme a un albergo e a una struttura di grande ricettività che unisce a sua volta il vecchio e il nuovo. Credo che la qualità sia ormai un prerequisito dal quale non possiamo assolutamente prescindere se vogliamo essere competitivi e al passo con quelle che sono le richieste dei nostri interlocutori. Invece la creatività è un patrimonio del nostro paese, un patrimonio di questa regione, è quella che ci fa vendere stile italiano nel mondo, ma la creatività è anche ciò che ricerchiamo nei progetti che quotidianamente riceviamo in fondazione e che cerchiamo di premiare e sostenere con grande entusiasmo. Tutti voi avrete sentito parlare di Vaia, questa grande tempesta che ha distrutto le foreste del nord-est, e con questo abbiamo costruito questo gioco di Matteo Ragni.
tema di quest'anno è naturalmente artificiale, artificialmente naturale, ci sembrava contestualizzato in quello che è un po' la nostra missione aziendale, ovvero cercare di recuperare gli scarti di lavorazione del legno vergine e dare nuova vita a un prodotto che altrimenti verrebbe sprecato. Udine Design Week ha fatto conoscere al pubblico l'opportunità di un materiale come può essere riutilizzato e quindi diventare veramente prezioso, quindi non è un fine vita dal momento che viene prodotto e trasformato, ma si può riciclare n volte. Plastica preziosa per queste cose qua, facilmente riciclabile, leggera da portare, da mille sfaccettature di design. Questo tipo di manifestazioni, oltre ad avvicinare la gente al design industriale, alla creatività, permette anche ai professionisti di farsi vedere per quelle che sono le capacità diverse dall'essere un semplice progettista di edilizia e di case. Questo sicuramente è stato per noi un motivo per esporre le qualità della nostra azienda all'interno del contesto cittadino di Udine e anche e soprattutto una sfida che ha portato sicuramente di nuovi stimoli all'azienda. Per me è stato estremamente formativo perché io ho imparato ad usare questo materiale qua, che abbiamo usato in un modo anche opposto a quello che viene usato normalmente. Il tondino tu lo vedi immerso nel cemento e sparisce dalle costruzioni, mentre qui è il protagonista della costruzione e diventa lui stesso una costruzione. Udine Design Week, che offre la possibilità a tante aziende locali di avere una visibilità, una ottima occasione di sostegno del territorio. Far conoscere il design non solo agli addetti ai lavori, ma anche al cittadino, a chi comunque anche inconsapevolmente lo subisce, lo studio dei materiali, lo studio dei colori, della luce, tutto questo e molto di più è design. Ritengo che l'artigianato abbia un forte legame con il mondo del design, a volte convivono, a volte collaborano. Una manifestazione come questa in una città come Udine è molto importante che venga valorizzato e anche ripetuto nel tempo. Udine Design Week 2020 è stata un'edizione memorabile. L'ultima manifestazione in presenza prima del lockdown, schierata a favore delle attività produttive, commerciali e creative di Udine. Il tema, naturalmente artificiale, artificialmente naturale, indagava sul rapporto tra uomo, natura e tecnologia e spero, abbia aperto una finestra sulla necessità di scelte sostenibili a favore dell'economia circolare. Mi pare che siamo agli sgoccioli di questo video, per cui posso anche parlare un attimo mentre guardate. Qui mi rendo conto che abbiamo anticipato il tema della sostenibilità, che sarà centrale anche in questo convegno. Udine Design Week lavora molto sui trend e quindi cerca di essere sempre in anticipo con i tempi, e anche quest'anno vi stupirete, chi potrà visitare Udine Design Week, vi stupirete di quanta virtualità
abbiamo inserito quanta tecnologia, perché questo è il trend. Il trend è semplificarci la vita e la tecnologia è uno strumento per semplificare la vita. Non ci deve essere solo questo, è ovvio, la città di Udine sarà piena di vetrine, installazioni, però ci sarà anche un tour virtuale, ci saranno dei codici QR che vuol dire quick response, che vuol dire risposta veloce. I ragazzi tutti sanno cosa sono i QR code, faranno materializzare degli oggetti in giro per la città, ma in realtà in città ci saranno solo delle pedane con i codici QR. Quindi tecnologia, la tecnologia è molto importante, ci aiuta nella vita e ci aiuta sicuramente anche nel turismo. L'abbiamo imparato in questo strano periodo che abbiamo vissuto, ma forse apre anche delle finestre nel futuro. E comunque, dottor Bertero, adesso la tiro in ballo, siamo davanti a un pubblico di studenti che sono i professionisti di domani, il futuro è loro. La scuola è la serra dove possono germogliare i semi che lanciamo oggi, e quindi il ruolo della scuola come motore di innovazione è davvero importante. E allora io le chiedo, dove possono indirizzarsi questi giovani? Come sarà il turismo di domani, o forse anche quello di dopodomani? Bene, belle domande. Non è così semplice in un periodo contenuto e contingentato come quello di un convegno tentare di dare queste risposte. Entro subito nel merito, le appunto, le tengo e voglio però fare due segnalazioni per i ragazzi prima di iniziare su questa parte di risposta e sulla dissertazione che mi avete assegnato. La prima è questa: valutare come la scuola in un periodo di difficoltà come questa abbia trovato elementi innovativi di comunicazione. E non sto riferendomi alle piattaforme digitali, ormai ognuno di noi è diventato avvezzo e utilizza almeno una decina di piattaforme digitali di comunicazione diverse, cosa che già facevano i ragazzi prima, perché utilizzavano strumenti attraverso i social, attraverso messaggeria, attraverso sistemi di comunicazione istantanea. Ma noi ne abbiamo aggiunti altri che sono quelli di permettere contaminazioni di mondo. E questo per la scuola, credetemi ragazzi, siete in questo momento in circa una settantina, magari non lo potete apprezzare nell'interezza, il valore di questo elemento nella sua interezza in questo istante, ma ve ne renderete conto più avanti, quando tutti quelli che sono gli insegnamenti della scuola in momenti diversi riemergeranno nella vostra testa, nella vostra coscienza, e questo è un punto fondamentale. Quindi magari anche oggi dietro a un computer state seguendo questo tipo di comunicazione e vi state chiedendo: ma che cosa c'entra con il mio futuro? E qui arrivo subito alla parte della risposta. C'entra perché vi trovate dei professori come il vostro professore di geografia, che esce dal concetto di spiegarvi un libro, un testo, una nozione, ed entra nella volontà di integrare quello che è la parte di docenza frontale, l'obbligo del programma scolastico, con quello che è la vostra vita quotidiana, con quello che la vostra vita quotidiana domani, uscito dalla scuola, vi incontrerà. E lo dico con fermezza: vi incontrerà, vi verrà incontro. Non sarete voi a gestire delle conoscenze particolari, perché quelle conoscenze vi ruoteranno attorno. E la vostra capacità oggi è quella di fare selezione, apprendere e tenere quello che ritenete opportuno per la vostra crescita personale. La scuola, dal mio punto di vista, e così entro nel titolo che mi è stato assegnato, è un motore di innovazione se l'innovazione parte dagli studenti che vogliono vedere lo strumento che la scuola mette a disposizione come elemento di innovazione. Non c'è una cosa gratuita, non c'è una cosa sistematica, c'è un meccanismo di apprendimento che è il meccanismo con il quale noi poi affronteremo qualsiasi nostra attività nel futuro. Ecco che allora i temi che sono stati presentati stamattina sono temi estremamente interessanti per voi, soprattutto per il vostro futuro, perché sono i temi con i quali ormai il turismo
si confronta quotidianamente. La pandemia ha creato un prima e un dopo. Le destinazioni hanno avuto la necessità di reinventare il loro sistema di comunicazione nei confronti dei turisti, ma per reinventare il sistema di comunicazione hanno dovuto reinventare il prodotto. E allora tenterò una cosa molto complicata che faccio in diretta così e che non ho preparato prima, attraverso ad esempio il video del Udine Design Week. Che cosa è successo? È successo a un certo punto che per una necessità l'immettere all'interno della città di Udine il tema del design ha come dire, scatenato una necessità che è stata quella di uscire da degli spazi canonici. E gli spazi canonici sono diventati i negozi, sono diventate le attività, e rendere quello che è un'attività normale, una gioielleria e una fabbrica che produce lame da taglio, metterle insieme per dare una visione diversa, per raccontare due mondi differenti. Fare turismo oggi è questo, è esattamente questo parallelismo. Vuol dire avere una conoscenza del proprio territorio, sentire quali sono i bisogni dei nostri turisti, interpretare i bisogni dei nostri turisti e costruire un'offerta che vada in linea con quelli che sono i bisogni dei nostri turisti. Ragazzi, questo per voi è il potere più grande che vi troverete in mano domani quando entrerete o proseguirete nel mondo dello studio o entrerete nel mondo del lavoro. Perché questo? Perché questo modo di pensare è il modo innovativo con il quale oggi le destinazioni turistiche affrontano il turismo, affrontano la tematica complessiva del turismo. Hanno fatto le destinazioni un cambiamento epocale, hanno iniziato a ragionare con la testa del nostro turista, immaginando il bisogno dei nostri turisti. Anziché pensare quello che piace a noi, che vogliamo fare noi e che vogliamo mettere a disposizione dei nostri turisti, abbiamo iniziato a prestare attenzione a quelli che sono i soggetti beneficiari. E qui un elemento molto importante, il primo elemento, e mi collego con quello che diceva l'assessore prima, il primo elemento importante è che i turisti stanno bene in quelle destinazioni dove i cittadini che abitano quelle destinazioni stanno bene. Il concetto oggi di turista è di cittadino temporaneo. La necessità del turista oggi è vivere l'esperienza che un cittadino normalmente vive, viverle con quell'intensità, con quella riduzione di tempi e di spazi che i turisti hanno a disposizione e viverlo come una forma innovativa. Ecco. Questo è il tema della scuola oggi. Immaginare cosa vorrà il nostro turista e immaginare quali sono i servizi che riusciremo a mettere a disposizione del turista. Guardate, 5 anni fa, una delle attività forse oggi più remunerative per chi costruisce video di promozione non esisteva nemmeno, ed era l'attività del dronista, cioè del pilota dei droni. È una banalità questo, io me ne rendo perfettamente conto. Eppure il turismo è uno di quei settori che ha costruito nuove professionalità in funzione dei cambiamenti. Chi continua a fare logistica e trasporto di merci continua a farlo né più né meno come lo faceva 50 anni fa, 30 anni fa, e lo fa con gli strumenti più o meno simili. Certo, adesso si sceglie un po' meno la gomma, si sceglie un po' di più il treno, però alla fine il sistema del trasporto è quello. Il turismo invece ha avuto delle evoluzioni in quelle che sono le funzionalità di gestione dei servizi, in quelle che sono le funzionalità legate alla promozione delle destinazioni. Vi ho fatto l'esempio dei dronisti, ma immaginate che cosa è stato ad esempio tutta l'attività di comunicazione. Un'innovazione importante. La comunicazione è una classica comunicazione offline, quindi la carta stampata, il materiale stampato. In tema di sostenibilità era quanto di più disastroso possibile. Eppure l'evoluzione del turismo tra quella che è la parte dell'offline e all'online diventa un elemento fondamentale, un elemento di nuove professionalità. Nuove professionalità che stanno nella parte tecnica in quello che è la materia che la scuola vi mette a disposizione e nella declinazione quotidiana in quelli che sono gli strumenti innovativi. Ecco che allora vi renderete conto, immagino lo sforzo dei vostri professori di rendere aggiornato quello che è il modello di formazione. Perché? Perché l'evoluzione di queste nuove professionalità, di questi nuovi modelli operativi è talmente veloce che non sempre la scuola riesce a stare al passo di questa attività. E voi avete una responsabilità. Ce l'hanno i vostri professori,
che inventano occasioni, creano occasioni come quella di oggi, ma ce l'avete voi. Perché il tema della formazione, che è un modello di apprendimento, vi deve mettere in tasca degli strumenti per andare a cercare quella che è l'informazione e la curiosità di declinare quell'informazione su quelli che possono essere i vostri modelli operativi, cosa che voi ragazzi peraltro avete sempre fatto. L'utilizzo delle comunicazioni social è stato prima di tutto un'innovazione di quelli che all'epoca erano i millennials, oggi siete in una generazione già successiva, ma attraverso quei modelli noi abbiamo dovuto, destinazioni turistiche, cambiare il nostro metodo di comunicazione. E questo è per una parte semplice della nostra attività, ovvero sia quella che riguarda la comunicazione, quindi le nuove professioni. Io non sono un grande amante degli influencers, però l'avete visto con i nostri progetti, noi abbiamo creato degli influencers locali, degli ambassador che hanno valso per la nostra regione anche un premio molto importante, che è un premio legato alla creatività. Mi sento molto vicino all'Udine Design Week, perché anche noi siamo stati creativi nel nostro modello di raccontare la destinazione. L'abbiamo fatto con un'innovazione di pensiero. Abbiamo immaginato che non fosse autorevole la voce della destinazione, ma fosse molto più autorevole la voce della persona comune che vive il territorio e che racconta la sua vita normale sul territorio. Perché? Perché quando siamo turisti noi vogliamo la stessa esperienza. Vogliamo quel tipo di conoscenza, che è una conoscenza non intermediata, non mediata, e lo stiamo cercando proprio in una forma innovativa. Ma non è solo nella parte di comunicazione che la scuola può aiutare sull'innovazione, perché anche qui mi rifaccio all'intervento del professore molto chiaro, molto preciso. Il tema dell'innovazione è anche e soprattutto sul prodotto. Raccontare una fruizione diversa del territorio vuol dire costruire nuove professionalità. E qui voi dovete essere assolutamente golosi di questo tipo di formazione e di conoscenza. Noi abbiamo per anni costruito sistemi di guide, di abilitazioni, ma immaginate che cos'era una volta la guida turistica e che cos'è oggi la guida turistica. La frustrazione di vivere questo mestiere. Le informazioni che una guida turistica ha acquisito, ha utilizzato nell'arco degli anni, oggi stanno sul vostro smartphone e sono fruibili da chiunque in un tempo brevissimo. Basta geolocalizzarsi, avere una fotografia del monumento, chiedere l'informazione e si ottiene questo. Quindi il valore di queste abilitazioni devono essere differenti rispetto a quello del passato. E il valore differente rispetto al passato è il valore umano, è il fattore umano. E questo è in capo a voi, ragazzi, perché è lì che voi potete dare la differenza. La narrazione dei nostri beni, delle nostre attività attraverso la persona diventa un valore aggiunto della destinazione, che è quello che oggi stanno cercando i nostri turisti. Ed è l'elemento innovativo che ritorna a un passato, ma cambia nel sistema di quello che è la fruizione dell'informazione. Oggi il turista non ricerca più l'informazione standard che ha già, ce l'ha già ancora prima di partire da casa perché le ha a disposizione sempre, ma cerca quelle informazioni che sono le informazioni specifiche del luogo e del territorio. Sempre di più questo con l'ausilio di quello che è il tema della sostenibilità. Ecco, qui c'è un tema molto importante, non lo voglio toccare perché poi ne parleranno i relatori dopo di me, ma voglio dire come oggi, nelle nuove professionalità previste dal turismo, il tema della sostenibilità ambientale diventa un elemento fondamentale. Non so se avete notato, ma fino ad ora io ho parlato di turismo e non ho parlato di esperienzialità, perché sembra che ormai se non si parla di turismo esperienziale non si abbia più autorevolezza di parlare al mondo del turismo, e quindi io cerco di tenermi sempre molto al limite. Però quando devo descrivere che cosa cerca l'uomo, il nostro cliente, il nostro cittadino temporaneo, dico sempre alcuni elementi che sono fondamentali per la costruzione del nuovo prodotto turistico, ovvero sia il cittadino temporaneo cerca un'attività autentica, etica, e questo è un punto fondamentale, critica e responsabile. E io su questo mi fermo soprattutto sul tema responsabile.
soprattutto per certi mercati geografici, il tema della responsabilità nella fruizione delle destinazioni turistiche diventa elemento straordinario di comunicazione e di vendita della destinazione. Questo è un punto innovativo. I nostri nuovi responsabili di prodotto, pensate che Promoturismo FUG finalmente dopo 15 anni ha emanato un bando per la selezione di nuovi responsabili di prodotto. Hanno partecipato 220 persone da tutta Italia e chiuderemo le selezioni nell'arco della prossima settimana. Ma il tema forte sui nuovi responsabili di prodotto è proprio tutto il tema legato alla capacità di costruire prodotti in grado di garantire responsabilità nella fruizione del territorio. Il nostro cittadino temporaneo ricerca costantemente un'interazione con la comunità ed è soprattutto attento e rispettoso per il territorio visitato. E infine, questo cittadino temporaneo, questo turista, naturalmente porta benessere a quello che è il territorio. Questi elementi messi insieme fanno sì che il prodotto turistico oggi abbia delle visioni totalmente diverse, abbia delle necessità di interazione nei confronti delle comunità che diventano lo strumento principale con il quale operare. Ecco che allora la scuola è un motore di innovazione nel momento in cui forma dei professionisti, come quelli ad esempio del corso di accompagnatore turistico, che diventano dei mediatori ambientali. Sono professioni strategiche per lo sviluppo di un territorio. Ritorno per la seconda volta a questo istituto di formazione. Ci sono venuto, credo, un paio di anni fa, dove avevo incontrato le quinte, e per me era stato assolutamente positivo l'incontro per vedere la voglia che brilla negli occhi di questi ragazzi di capire che cosa sarà di loro per il dopo. Ed è una grandissima responsabilità. Io faccio questa attività, entro negli istituti praticamente durante tutto l'anno e finalmente anche i miei colleghi hanno iniziato a farlo, tanto per poter essere presenti, per farvi capire ragazzi come poi tutta quella parte teorica diventa una parte estremamente pratica nella nostra attività. Voi avete già una grande fortuna, che è l'alternanza scuola-lavoro, che bisogna sfruttare fino in fondo, perché quella è la forma innovativa con la quale capire quale sarà la vostra vocazione. E per noi, che lavoriamo nel mondo del lavoro, è la responsabilità più grande per farvi capire che cosa sarete chiamati a fare. E ogni volta che abbiamo questa contaminazione tra il mondo giovane, che è nel mondo della scuola, e noi che lavoriamo nel mondo turistico, ci rendiamo conto di come la nostra responsabilità sia quella di darvi strumenti innovativi di lavoro. È una responsabilità reciproca, una responsabilità anche vostra. E ripeto, siete oggi ad ascoltare questa parte di formazione che però vi deve poter dire se avete fatto la scelta giusta, se siete nell'indirizzo giusto, perché è una vocazione, quella di lavorare sul turismo è una vocazione fortissima, è una vocazione che vi metterà nella condizione di poter però essere a servizio della vostra comunità e soprattutto a servizio del vostro futuro. Grazie, grazie dottor Bertero per il suo appassionato intervento, oltretutto, che fa capire quanto, quanto se un lavoro piace rende tutto più facile e più bello e più interessante. Quindi la motivazione è un punto importante, ma tante parole ha detto lei che stimolano mille pensieri e fanno anche pensare di dover ancora approfondire i temi che stiamo lanciando in questo convegno. Solamente guardi le parole cittadino temporaneo mi affascinano, mi piacciono. Io stessa sono una cittadina temporanea di Tarvisio e cerco esattamente quello che lei ha detto. Guide turistiche con nuove in nuove modalità che sono smartphone o sono un po' offline, un po' online, insomma adesso non voglio sovrappormi al suo intervento, ma era solo per dire che ci ha aperto dei nuovi mondi, per cui adesso che voglio passare la parola al dottor Boeri, per il quale avevo configurato l'idea di parlare di industria, di un'industria
di che industria ci può essere in montagna, no? Pensavo in realtà all'imprenditoria giovanile, so che il dottor Boeri, che è il nostro referente in Confindustria, il referente di Udine Design Week, ma è anche una colonna portante di Udine Design Week, perché è quello che c'è la persona che ci ha più creduto e che ancora ci sta credendo, quindi intanto lo ringrazio ovviamente per questo, ma io avevo configurato il suo intervento nell'idea appunto di quale industria per la montagna, solo ferro? Sappiamo che c'è una tradizione incredibile del ferro, del resto Canal del Ferro la dice. Io stesso ho curato una mostra nel 2006, Acciaio Domani, e Malborghetto era assolutamente uno dei punti più importanti della produzione del ferro al tempo dei Romani, ma anche successivamente, e tra l'altro i famosi mulini ad acqua per i battiferro ce n'erano una marea nel Settecento. Io sono andata a vedere le rovine, mi pare che ce ne sia solo ancora uno, ecco, ma il dottor Boeri viene dall'industria metalmeccanica, e allora in questo senso mi ero figurata un certo tipo di intervento, ma adesso le sue parole aprono nuovi mondi, e quindi io lascio totale libertà al dottor Boeri di intervenire per anche lui configurare un futuro di imprenditoria. Prego. Grazie, grazie Anna, buongiorno a tutti. Effettivamente il dottor Bertero è stato molto stimolante, ha lanciato un sacco di termini, termini chiave che mi sono segnato, perché vorrei riprendere un po' anche nel mio intervento, e comunque vorrò essere breve. Anna, hai detto bene, c'è come dire, ampiezza di pensiero, no? Si può spaziare moltissimo, perché riprendo un po' quello che si è detto poco fa, che il design crea turismo. Ecco, abbiamo scoperto, soprattutto durante questo lungo periodo pandemico, che tutte le attività economiche, e non solo economiche ma anche sociali, sono interconnesse fra loro. Per cui è vero che il design crea turismo, il turismo crea indotto, l'indotto è composto da altre realtà, altre aziende che possono essere manifatturiere o di servizi, quindi i settori diciamo che possono interagire fra loro, e in particolare che riguardano la montagna sono un po' sì il manifatturiero, quello tradizionale del ferro e della meccanica pesante, ma anche l'elettronica, che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo in montagna, come anche la plastica, e soprattutto il legno, che tradizionalmente diciamo è di vocazione montana. Abbiamo qui oggi insomma un egregio rappresentante del settore, che poi insomma ci parlerà e tra l'altro avete visto una sua realizzazione nell'edizione dell'anno scorso in collaborazione con un noto architetto, e devo dire che forse una delle più apprezzate trasversalmente, perché era una bella giostra che, vabbè, ma non voglio dire nulla di più, che potrebbe dire lui magari più tardi. In ogni caso, diciamo che per essere un po' più generalista, rappresentando in questa sede la Confindustria, che sapete essere l'associazione delle imprese tendenzialmente manifatturiere o le imprese di servizi strutturate, insomma di una certa dimensione. Ecco, la Confindustria supporta di buon grado progetti come in questo caso la Udine Design Week, perché sono progetti esterni che però vedono spesso gli studenti coinvolti, no, in prima linea nella collaborazione attiva. Come in questo caso diciamo è possibile creare un'opportunità sia per le imprese che per gli studenti. Per le imprese per generare attorno a sé una certa visibilità, e per gli studenti di poter entrare in contatto con le imprese presenti sul territorio. Ecco, perché parlo di visibilità? Perché un po' come capita nel turismo, e l'ha espresso bene ha espresso molto bene questo concetto il dottor Bertero, come capita nel turismo è necessario comunicare.
ecco, molte imprese, provate a pensare proprio a quelle manifatturiere di cui accennava prima Anna, impegnate nella carpenteria metallica pesante, quindi tendenzialmente grandi artigiani del ferro che però magari stentano a comunicare o a valorizzare quello che effettivamente realizzano. Ecco, abbiamo bisogno quindi di imparare a comunicare meglio, e esperienze come la Udine Design Week creano visione, nel senso permettono all'imprenditore o comunque all'azienda tradizionale di riuscire a comunicare quello che realizza al proprio interno. Entriamo in contatto con persone che al di fuori della quotidianità d'impresa, che possono essere ad esempio i professionisti del design, pensano in maniera diversa. Per cui questo pensare al di fuori degli schemi quotidiani porta in un certo senso a un'evoluzione naturale. Dicendo questo, vorrei anche far capire come appunto l'impresa tendenzialmente evolve costantemente e nella sua evoluzione si creano notevoli spazi. Come si è detto prima, si stanno configurando nuove professioni, mi sono preso qualche appunto, no? Si parlava appunto del fattore umano, del vivere esperienze, dello storytelling. Appunto vanno a identificare tutta una serie di nuove professioni che stanno prendendo piede, per cui tendenzialmente il tessuto economico dell'Italia e anche in particolare quello della montagna, come sapete, è fatto di piccole e medie imprese, e tutte queste piccole e medie imprese proprio perché sono nate magari in un territorio logisticamente complesso, sono solide, sono cresciute in maniera forte, strutturata, per cui sono anche molto accoglienti. Ecco, non sono imprese provvisorie e arrivano da fuori, come capita per gli studenti che viaggiano e arrivano al Bachmann di Tarvisio per andare a sviluppare delle competenze specifiche. Ecco, arrivano anche alcune imprese che creano nuovi insediamenti proprio nella parte montana della nostra regione, perché trovano del terreno fertile in determinati ambiti. Qual è il problema di fondo su cui stiamo lavorando tantissimo? Il passaggio generazionale, che non è solo della proprietà, ma questo passaggio generazionale continuo anche delle maestranze, dei dirigenti, dei manager, che credo che negli ultimi anni sia diventato fondamentale, cioè è necessario progettarlo, strutturarlo, farlo percepire anche a tutte le aziende, insomma, del nostro territorio. La transizione green e la transizione digitale, ecco, con il periodo Covid abbiamo subito un'accelerazione in questo senso. Questo lo dico in questa sede perché è proprio l'ambito in cui stanno crescendo i nostri giovani, che in questo momento sono studenti, ma che in un certo senso sono i nostri nativi digitali, per cui sono le persone deputate nel prossimo futuro, e quando parlo di futuro intendo nel prossimo anno, 2 anni, 3 anni, quindi a brevissimo, dovranno catapultarsi all'interno delle nostre imprese ed essere trainanti, trascinatori, portare a un cambiamento effettivo che è già in atto, però con la coscienza del nativo digitale diventa tutto più facile, perché io non sono molto avanti con gli anni, insomma ne ho 40 quest'anno, però mi rendo conto che chi sta subentrando e ha 18-20 anni ha veramente un'altra mentalità e nel digitale è molto più smart di come potrei esserlo io. Ecco, abbiamo bisogno di queste nuove leve. Bene, detto questo, io faccio un grande augurio a tutti i ragazzi che si stanno comunque impegnando in questa didattica a distanza che è molto complessa, però ha delle note positive, no? Come ad esempio l'accelerazione digitale.
E dall'altro lato vorrei lasciarvi con un messaggio che ultimamente stiamo veicolando, che se le imprese sono il motore dell'economia, la scuola e gli studenti sono il motore della nostra società. Grazie, grazie dottor Boeri. Spero che il suo intervento sia stato anche da stimolo per il fare impresa, cioè ognuno di noi può fare un'impresa, può inventarsi qualcosa, qualcosa che gli piace, soprattutto nell'ambito dell'information communication technologies. Veramente voi ragazzi, appunto come diceva il dottor Boeri, ne sapete più di noi, e quindi con queste prospettive di comunicazione online oltre che offline, di visite, di tour virtuali e di quant'altro sta uscendo in quest'anno, sono uscite tantissime cose, ma come vi dicevo perfino noi di Udine Design Week briciola nel mondo, faremo un tour virtuale che naturalmente verrò a presentarvi, e così eventualmente potete immaginarvi anche delle visite guidate virtuali, per esempio come progetto, e lancio anch'io un guanto al professor Dittadi. Ecco, quindi fare impresa, ognuno di noi se si sente imprenditore di se stesso fa miracoli. Non tutti naturalmente hanno questo impulso interiore, però è una bella storia anche questa. Ecco, quindi magari io mi immagino un mondo di tanti piccoli imprenditori, un firmamento di tanti piccoli imprenditori, ma non lo so se poi dal punto di vista economico se è fattibile, eccetera, non siamo tutti uguali. Va bene, comunque torniamo al nostro tema. Quindi la montagna, abbiamo capito, non è solo tradizione, non è solo natura, ma la scopriamo scrigno di innovazione. Ecco, la scopriamo scrigno di innovazione per quanto riguarda nuovi modi di fare turismo, ma anche per quanto riguarda il territorio, se puntiamo l'attenzione per esempio su bioarchitettura, ecodesign, visto che molti hanno lanciato questa idea della sostenibilità. Quindi può esistere un turismo legato al design e all'architettura? Ecco, questo io vorrei chiederlo all'architetto Paolo Bon, che è presidente dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti di Udine, perché è un argomento che riserva molte sorprese. Guarda, anche parlando di Tarvisio e dintorni, non si parla molto di architettura in montagna, ma rimarrete stupiti di quanto è stato fatto e quanto si può fare. Architetto, a lei. Sì, deve accendere il microfono. Sì, eccoci, pronti? Mi sentite? Sì, non essendo nativo digitale incorro continuamente in questi piccoli inconvenienti. Scusatemi. No, dicevo che ho un certo entusiasmo nel partecipare a questa giornata per diversi motivi. Prima di tutto perché stimo molto sia Udine Design Week che l'Istituto Bachmann, ma anche perché la dottoressa Lombardi mi ha coinvolto soprattutto con la richiesta di parlare di tradizione, che è un po' il tema su cui noi architetti ci stiamo esercitando in questi ultimi anni, e in particolare ci stiamo esercitando proprio su quella che è la tradizione all'interno della montagna. L'Ordine degli Architetti di Udine fa parte di un gruppo di ordini, di 10 ordini che coprono l'arco alpino italiano, che appunto ha come sigla AAA, dopo vi presenterò qualcosa, e teniamo molto a questo impegno che abbiamo con Architetti Arco Alpino. Riteniamo che ci sia la possibilità all'interno dell'architettura di montagna di fare delle prove, di sviluppare certi temi che altrimenti non sarebbero così chiari in altre situazioni. Vi mostro, voi fermatemi se io sbaglio qualcosa anche nella presentazione, perché appunto può accadere. Volevo mostrarvi alcune cose che abbiamo fatto con questa associazione e poi rientrare nel discorso specifico del tarvisiano, dove ci sono alcuni esempi molto interessanti. Allora, vediamo se funziona, spero di sì.
L'Associazione Architetti Arco Alpino è ormai attiva da diversi anni, ha fatto già diverse mostre. Una riguardava in qualche modo le nuove architetture dell'arco alpino, e io ho mostrato alcuni esempi, una a Val d'Aora, uno a Sondrio, a Piano, Pedevilla, molti per la verità sono nell'Alto Adige. Ma l'ultimo progetto a cui abbiamo partecipato, dopo cercherò di spiegare perché ho mostrato queste cose, è appunto la rassegna fotografica che è stata sviluppata attraverso tutto l'arco alpino italiano, in cui abbiamo cercato di verificare attraverso appunto questa indagine per immagini se ci sono delle possibili uguaglianze o diversità attraverso quelle che sono le edificazioni dell'arco alpino. Perché ci siamo accorti che se è vero che esiste la necessità di interpretare la tradizione, soprattutto operando in aree delicate come la montagna, abbiamo cercato di capire se esiste una tradizione montana, che ovviamente c'è, ma identificarla non è poi così semplice. Quindi l'anno scorso a Valborghetto abbiamo presentato una mostra che poi in realtà ha avuto più che altro un riscontro di tipo digitale, perché ovviamente l'anno è stato particolare, in cui raccontavamo questa indagine e abbiamo potuto purtroppo constatare che spesso effettivamente c'è stato un tradimento della tradizione nell'architettura montana. E quindi abbiamo dovuto interrogarci su quale fossero le possibilità invece per agire in un ambiente così delicato, così prezioso, così importante, non solo dal punto di vista turistico naturalmente, ma ambientale, ecologico, qualunque cosa possiate immaginare. Uno degli eventi che abbiamo promosso è stato anche la mostra che aveva come titolo Tradizione, Traduzione e Tradimento, che era curata dal nostro collega Federico Mentil, che si interrogava appunto su quanto è possibile, lui diceva letteralmente, qual è il possibile tasso di tradimento all'interno delle nuove edificazioni. E quindi il problema era verificare che effettivamente Tarvisio, come tanti altri luoghi dell'arco montano, in realtà non hanno avuto un trattamento molto delicato, no? Spesso è stato tradito quello che erano le possibilità sia turistiche sia in qualche modo di riconoscimento dell'identità propria di queste zone. Quindi nella mostra Tradizione, Traduzione e Tradimento ci si chiedeva quanto in realtà quello che può essere definito forse folklore o naif, insomma, sostituiscono la tradizione e quindi producono magari degli stereotipi che qualche volta sono grotteschi. Uno degli esempi più chiari che abbiamo nella regione è stato quello che è accaduto al rifugio Aldo Moro di Polesello, sullo Zoncolani, no? Che da una costruzione in qualche modo che faceva parte della tradizione potrei dire tranquillamente del movimento moderno, un volume di calcestruzzo molto chiaro, comunque con un intento molto specifico, con una poetica molto evidente, è stato trasformato in una baita di dimensioni assolutamente irragionevoli, quindi sì, in qualche modo tradendo sia lo spirito del luogo che lo spirito del progetto, che è quello che poteva essere anche poi la funzionalità, insomma, in qualche modo equivocando quello che è il senso della tradizione. Ora, mi sembra che appunto la questione diventi quella di capire in che modo operare all'interno della struttura della montagna, dell'ambiente della montagna, riuscendo a conservare quella che Gustav Mahler definiva in questo modo: la tradizione è la custodia del fuoco e non l'adorazione della cenere, cioè capire appunto, quello era il titolo che aveva suggerito la dottoressa Lombardi, non solo tradizione. Dobbiamo essere in grado di fare nuova architettura e naturalmente nuovo design, poi è un problema di scala, conservando la tradizione ma senza appunto rientrare in qualche modo in stereotipi inutili e poco producenti. Nelle varie realizzazioni che sono state presentate dagli architetti Arco Alpino in questi anni ci sono stati per esempio alcuni
particolari oggetti che si avvicinano moltissimo al design, che sono i bivacchi. In qualche modo è come poter lavorare su automobili della Formula 1, cioè se si tratta di condizioni estreme in qualche modo ci consentono di fare degli esperimenti che in un contesto urbano non sarebbero assolutamente ammessi. Sono anche strutture turistiche naturalmente, io ho trovato questi che sono due bivacchi, uno sul Canin, sul lato sloveno, e l'altro invece Slovena, Stara Cugina, che sono uno di Office, l'altro per la verità non mi ricordo mai il progettista in questo momento, ma che sono oggetti molto accattivanti. Ma ho trovato anche con grande piacere questa realizzazione invece sul Montasio, fatto da un architetto di Pontebba, che è Giovanni Pesamosca, e che ha dato prova di estrema abilità nel realizzare un edificio, un oggetto forse, non so neanche definire un edificio, che utilizza materiale tradizionale, quindi il legno lamellare, che ha una grande attenzione alla sua funzionalità, quindi è sopraelevato, che ha grande attenzione alla sua forma, perché naturalmente la forma a triangolo è assolutamente adatta sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista della collocazione, e che quindi ha in qualche modo dimostrato che si può inserire un elemento di assoluto design contemporaneo all'interno di un contesto che ha una precisa necessità di rispetto della tradizione, sia dal punto di vista degli elementi costruttivi che dal punto di vista dei materiali, che dal punto di vista della collocazione nel contesto. Se passiamo dai bivacchi invece a una collocazione in ambito urbano, quelli che mi sembravano degli esempi interessanti per comprendere questa necessità di rispettare il senso dei luoghi e della tradizione come intesa come identità culturale. Naturalmente ci sono questi esempi di Federico Mentil, che appunto era il curatore della mostra di cui vi parlavo prima, che sono un albergo diffuso realizzato a Paluzza. Di fatto si tratta di un elemento che ha le dimensioni di un edificio tradizionale dell'area montana, che ha le caratteristiche tradizionali, cioè ha un basamento in materiale duro, cioè in pietra, e qui è stato in realtà tradotto in un certo tipo di intonaco, ha la parte superiore rivestita in legno, ha il tetto a falde, ha soprattutto la dimensione di questi edifici, ma è evidentemente un edificio moderno, come potete vedere, anzi no, moderno non è esatto, è un edificio contemporaneo, e ha questa caratteristica che in qualche modo accomuna tutte le architetture di qualità che ho potuto trovare all'interno dell'Arco Alpino, che è quella di individuare attraverso delle aperture molto ben orientate una zona di paesaggio, cioè in qualche modo gli edifici, soprattutto quelli che riguardano l'ambito turistico, hanno attenzione al punto in cui guardano, cioè sono forse più preoccupati di guardare all'esterno invece che di autorappresentarsi. Questa è una grande qualità, senza dubbio. Ho inserito fra le immagini anche questo intervento sul cimitero di Timau, che è fatto di pochissimi oggetti che appunto sono in realtà costituiti da elementi di ferro e di legno, che credo che potremmo essere tutti d'accordo nel considerare materiali tradizionali, però il ferro è interpretato nella sua accezione del corten e quindi in qualche modo diverso dal tradizionale, ma non del tutto, e che utilizzando questo progetto, utilizzando pochi elementi molto precisi, ma grande attenzione a quello che lo circonda, riesce a inserirsi senza difficoltà in quello che è l'ambito in cui è collocato. Io vorrei adesso arrivare a Treviso in qualche modo, che appunto credo abbia un problema di identità urbana. Come si è trasformata Treviso negli ultimi anni è stato naturalmente interessante sotto ogni punto di vista. Da una città che in qualche modo era un luogo di frontiera, in realtà è diventato un punto di passaggio, non più una barriera, ma assolutamente un ponte, no? Tra Italia e Austria. Ha perso gran parte delle sue funzionalità precedenti e in qualche modo però non ha
forse ha avuto l'attenzione che avrebbe potuto nella sua costituzione edilizia. Non so, adesso se mi sembra che anche dalle foto d'epoca si riesca a vedere come la strada principale ha perso molti dei suoi caratteri. A me piaceva comunque dimostrare che Tarvisio ha una tradizione di architettura importante. Gli edifici più conosciuti sono, credo, nella storia dell'architettura, questa Banca Cattolica del Veneto che ha realizzato Masieri all'inizio degli anni 50 e che è ancora assolutamente presente ed è assolutamente efficace nella sua forma, anche se è tutt'altro che quella che potremmo definire un edificio tradizionale, però sfrutta gli elementi del muro in sasso, sfrutta una certa dimensione dell'apertura, una certa articolazione dei volumi, per cui risulta assolutamente ben inserita all'interno del contesto tradizionale. E l'altro edificio che trovo interessante, in qualche modo con lo stesso tipo di approccio, sono queste case unifamiliari che ha realizzato l'architetto Mangani circa 20 anni dopo rispetto alla banca precedente, che con quasi gli stessi elementi materiali riesce a inserirsi con molta attenzione nel tessuto urbano di Tarvisio, stando attento a non emergere da quello che è il pendio, utilizzando appunto muri che sono costruiti con una trama molto, molto attenta, molto tradizionale, pur con materiali come il calcestruzzo o faccia vista, assolutamente contemporanei. La cosa però forse più eclatante che ho trovato cercando di capire quali sono i caratteri dell'architettura del Tarvisiano è questo edificio che hanno realizzato Gri e Zucchi, studio udinese che opera spesso all'interno della montagna, ha operato anche in alcune situazioni in Austria, e che è caratterizzato soprattutto, secondo me, dall'ironia. Perché? Perché, appunto, tornando all'inizio del discorso, il problema per gli architetti che devono operare all'interno della delicatissima situazione che è il paesaggio alpino è spesso quello di trovarsi di fronte a regolamenti edilizi e richieste anche non formalizzate con un regolamento che impongono quello che è il rispetto di certe forme tradizionali, quindi abacchi molto precisi che in qualche modo costringono a delle forme che non si sa fino a che punto siano tradizionali, no? Che sono in qualche modo un travisamento della tradizione. Nel regolamento edilizio di cui stiamo parlando in particolare c'è per esempio l'obbligo di uno sporto di gronda che sia di almeno 1 metro, c'è l'obbligo di uso di materiali tradizionali, quindi il legno lavorato in certi modi, e alcune altre questioni che sono legate per esempio al fatto di non utilizzare coperture piane, ma di utilizzare coperture a falda, eccetera. Quello che ha fatto lo studio Gri e Zucchi è stato prendere in considerazione con grande attenzione il regolamento edilizio e di travisarlo completamente. E questo è un po' il risultato che ha ottenuto pubblicazioni di livello internazionale e grandi riconoscimenti. Ho qui sotto la rivista The Plan, che è una rivista internazionale molto importante che ha pubblicato questo progetto, ma ci sono state diverse altre pubblicazioni. Vediamo un po' il trucco lo chiamo così proprio per il senso dell'ironia che hanno utilizzato. Innanzitutto, passo a questa qui perché dopo ci ritorniamo, innanzitutto l'attenzione è di collocarsi all'interno del pendio, utilizzando appunto un tetto a falde, quindi assolutamente rispondendo alle richieste che vengono fatte dall'Abaco, che è previsto dai regolamenti edilizi, ma risulta evidente che la dimensione di impianto della casa sarebbe stata troppo ampia per realizzare un tetto con le pendenze adeguate e con le dimensioni necessarie, e quindi questo tetto a falde viene diviso in 2 parti. Quindi ottenendo praticamente quasi una stilizzazione del profilo montano, seppur rispettando appunto l'esigenza del tetto a faldo. Il tetto a faldo che poi viene spostato su 2 livelli e quindi viene trasformato ulteriormente. Da quello che vediamo dalla sezione appare chiaro anche che c'è sì l'utilizzo del legno, ma questo che normalmente rappresenterebbe la struttura di questi tetti, ma il legno che viene invece utilizzato come materiale di rivestimento.
Invece queste falde, che dovrebbero in qualche modo essere l'elemento più distintivo di un edificio in montagna, sono realizzate in calcestruzzo faccia vista, quindi ancora una volta con il segno del legno, ma trasformato dal fatto che è utilizzato come cassero per la realizzazione dei getti in cemento. Il legno invece viene utilizzato appunto all'esterno, quindi diventa un elemento di rivestimento dei cieli delle falde, ma soprattutto tratteggia tutta la facciata e consente, pur avendo realizzato uno sporto di gronda come richiesto dai regolamenti edilizi, di in realtà eliminarlo completamente. Quindi questo sporto di gronda, che doveva in qualche modo caratterizzare il fatto di essere un edificio montano, viene eluso dal rivestimento fatto in doghe di larice. Per di più, l'altro elemento tradizionale, che è il ferro, viene usato in maniera talmente eclatante, talmente evidente, che disegna proprio il profilo della facciata. La distribuzione poi è quella che potrebbe essere tradizionale, ma viene spostata su vari livelli, in qualche modo rendendola molto più funzionale e molto più diciamo, rispondente a quelle che sono le esigenze della committenza. Il pavimento, che appunto viene realizzato in battuto di cemento, ricorda il pavimento di terra battuto, ma assolutamente non è tale, e quindi anche in questo caso si sta facendo lo stesso gioco. Quindi mi sembra appunto che sia un esempio sufficiente per poter affermare che ci sia la possibilità di rispettare la tradizione, pur facendo assolutamente un ragionamento di tipo progettuale, quindi occupandosi di design e di forme contemporanee. Se poi in queste cose esiste la capacità di usare un'ironia, ancora meglio, no? Io credo che anche il sentiero dei nani, di cui parleremo dopo, ha un po' questo carattere, no? Di essere capaci di recuperare la tradizione con la giusta leggerezza, con la giusta capacità di vedere le cose da un'altra prospettiva che c'è anche in questa realizzazione. Insomma, credo di avere un po' detto quello che mi interessava. Una cosa che sarebbe magari suggeribile come proposta di tema è trasformare questa tradizione, traduzione e tradimento di cui noi ci siamo occupati come architetti, per esempio in una tripla T che potrebbe essere territorio, turismo e tradizione, no? Quindi un'attenzione per l'ambiente, nello stesso modo quindi per l'identità che la tradizione, ma rivolta assolutamente al turismo, che poi questo turismo in realtà si è costituito da cittadini temporanei, mi piace molto, invece che da turisti, quindi diciamo mordi e fuggi. Ecco, grazie. Grazie architetto, anche da lei abbiamo imparato credo qualcosa, sono arrivati dei messaggi. Quello che mi ha toccato di più è quello che ha detto riguardo all'architettura dei GESA, l'architettura che c'è proprio a Camporosso, quando ha detto i limiti dati dagli obblighi delle leggi che riguardano l'edilizia, limiti anche molto difficili, ma che diventano un'opportunità, e questa è la caratteristica sicuramente anche del design, fare del limite un'opportunità, o comunque sempre lavorare entro certi limiti, ed è questo che differenzia il design dall'arte, o vorrei dire il progetto dall'arte. Il progetto è qualcosa che fa lavorare la mente entro determinati limiti, l'arte è espressione personale senza limiti, e questa è la ragione per cui io sono una designer, anzi industrial designer, progettista industriale e non artista. Quindi certamente tra design e architettura ci sono molte cose in comune, forse non tutto, forse sicuramente, anzi direi le piccole ha degli oggetti di design. Infatti ricordo che ai miei tempi sempre si studiava il bivacco di Charlotte Perriand, tutto in metallo, un poligono particolare, ma insomma parliamo degli anni 30. Quindi grazie molte per averci fatto vedere questi esempi di grande architettura che si trova anche a Tarvisio, delle potenzialità dell'architettura che si può avere in montagna, e io invito i ragazzi anche a cercare altro, andate a scoprire
sentire le bellezze di Tarvisio, quelle antiche e quelle moderne e quelle contemporanee, e magari viene fuori un percorso tra natura e architettura che può essere uno spunto interessante. Quindi grazie ancora, architetto. E qui abbiamo un imprenditore che ha dedicato una vita al legno, inteso come materia nobile da salvaguardare e da valorizzare, ma lui è solamente l'ultimo di l'ultima generazione, non è l'ultima generazione, credo la penultima, presidente De Santa, ma comunque è rappresentante di un'azienda che ha ben 2 secoli, per cui udite udite ragazzi, un'azienda in montagna, non sarà nella nostra valle, ma insomma in una valle vicino, comunque montagna è, perché andando sullo Zoncolan poi la fabbrica si vede, grandissima azienda, grandissimo imprenditore, e quindi vale la pena sentire cosa ci dice, soprattutto riguardo alla sostenibilità, che è stato un suo pallino, anticipando naturalmente l'agenda 2030 e compagnia bella. Presidente. Buongiorno dottoressa Lombardi e grazie dell'invito. Sono così orgoglioso e onorato di poter raccontare quello che ha rappresentato soprattutto per noi negli ultimi 10-12 anni il percorso di grande trasformazione che ha visto la nostra azienda proprio anche a livello di riconoscimento con 2 bandiere verdi proprio sul tema della sostenibilità. E mi fa piacere proprio farlo oggi in questa occasione con i ragazzi di Tarvisio, perché siamo idealmente al Bachmann, anche se oggi siamo sparsi un po' qua, un po' là, tutti riuniti attraverso la rete che, come diceva anche prima il dottor Bertero, da una parte ci penalizza in diverse cose nei rapporti, soprattutto diretti, ma dall'altra parte ci amplia e ci mette in condizione di sfruttare, di valorizzare questo strumento per connettere persone da una parte all'altra del pianeta e dalle quali ascoltare o comunicare e condividere tanti argomenti. Dico, siamo idealmente al Bachmann, liceo scientifico turistico tecnico di Tarvisio, dove si studiano delle diciamo così, materie affascinanti. Poi dico, anche vedendo l'amico Barituccio, dico, e farlo da Tarvisio è una grande fortuna, perché in un ambiente come quello di Tarvisio fare una scuola di questo livello e poter anche praticare lo sci, dico, è il massimo. Ragazzi, c'è tanta invidia quando si parla di queste robe qua, per cui farlo, come dicevo, dalla vostra posizione diventa quasi più facile rispetto a tutti gli altri studenti invece insediati dentro in grandi complessi scolastici della città. Farlo da montanari poi che studiano queste discipline e che toccano il mondo del turismo e dell'architettura è ancora più vantaggioso. Noi montanari poi sappiamo benissimo, lo ha anticipato prima il dottor Boeri, lo ha anticipato l'architetto Paolo Bon, ma so che lo condivide anche Anna Lombardi, come lo ha citato il dottor Bertero. Noi da montanari sappiamo quanto lo scenario migliori elevandosi in quota. Più saliamo, più il paesaggio cambia, più assume ancora più bellezza. E oggi il coinvolgimento nostro è il tema primario, è Udine Design Week, per cui il design, quanto conta nella produzione di un'impresa? Tantissimo. Quanto conta nella realizzazione di un prodotto? Moltissimo. Quanto conta farlo attraverso gli studi dell'architettura? Fondamentale, un'impresa non lo può fare da sola. Ma l'ho detto prima anche il dottor Boeri, ma quanto conta poi comunicarlo? Purtroppo conta molto di più ancora oggi con gli strumenti che abbiamo, ma noi friulani qua dobbiamo tirare giù un po' una saracinesca, non siamo mai stati grandi comunicatori. L'ho detto prima l'architetto Paolo Bon, abbiamo avuto ed abbiamo architetti di grande levatura, immagino il dottor Mangani, il Pietro Valle, il Franzolini ed altri, ma che riuscire a bucare il video come fanno i grandi architetti si fa fatica.
questo è un po' nella nostra natura, e sappiamo che è un punto di sfavore, ma dall'altra parte il punto di favore che abbiamo quando oltrepassiamo i confini regionali è la concretezza che abbiamo. Siamo riconosciuti come persone concrete che fanno quello che dicono e quello che dicono lo fanno. Ecco, per cui questo è un grande vantaggio. Ma parlando comunque del design, che è il tema fondamentale, che è quello della giornata, oggi questa parola sarebbe vuota se non la completassimo insieme a un altro termine che oggi sembra un po' inflazionato, ma poi entriamo nello specifico, che è la sostenibilità. Una volta era sufficiente dire che bastava che fosse bello, che fosse pratico, ma oggi tutto questo funziona ancora, ma deve essere completato con l'altra parola, quella che è la parola che ho detto prima in anticipo potrebbe sembrare un po' abusata, ma è la sostenibilità, per cui tutto quanto facciamo deve essere messo in discussione partendo quasi dal fine vita e arrivare al momento della progettazione piuttosto che il resto. Una volta era sufficiente dire l'importante è che sia comodo, bello, ben fatto. Oggi tutto questo viene messo sicuramente in discussione e viene ribaltato un po' l'esempio, perché tutto quanto, oltre che bello, oggi deve essere anche sostenibile. E su questo qua, diciamo così, che potremmo allargare di molto il discorso, ma non vorrei portare via il tempo a Anna Lombardi, che poi ha diciamo così, l'illustrazione e la spiegazione dei manetti di montagna. Preferirei tenermi corto e magari ripromettendovi di poterne parlare in futuro, sempre che con i ragazzi del Bachmann di Treviso. Per cui dico il design che deve trovare un equilibrio solamente se assieme a lui di pari passo va la sostenibilità. Come dicevo, potrebbe sembrare una parola vuota, ma proviamo a pensare, quando parliamo di sostenibilità parliamo di materie prime, parliamo di energia, parliamo di economia circolare, parliamo del recupero di fine vita, parliamo di lo facciamo questo in un contesto come quello di adesso, soprattutto parlando anche oggi con architetti, con ragazzi che si preparano e si apprestano a studiare, a praticare questa disciplina. Parliamo di un momento storico particolare dove tutto quanto sta avendo una rivoluzione eccezionale. Sembra quasi che siamo dentro a una corrente di vento che sta mettendo in discussione tutto quanto quello che è stato legato al mondo delle costruzioni più che dell'architettura negli ultimi 20-30 anni. Materiali, efficienza, uso dell'energia e soprattutto comfort e altrettanto tutto quello che è il mondo che ruota attorno a barriere architettoniche, fruibilità, ergonomia e tutto quanto. Per cui ribadisco, oggi pur parlando di design dobbiamo associare le due parole alla sostenibilità. E cosa non dire di più nel nostro caso specifico delle foreste del nord-est, che nel 2018 hanno subito questo grandissimo disastro naturale che è stato la tempesta Vaia, che ha schiantato solo nel nostro territorio, dico il Friuli Venezia Giulia, circa 7 milioni di metri cubi di materiale, di cui una buona parte è stata recuperata, tanta non sarà possibile recuperarla, ma è un materiale che se non fosse, dico, stata anche quella disgrazia, mai avremmo dato così importanza alle foreste regionali e alle foreste nazionali. È stato, se vogliamo, una grande disgrazia che però ha portato alla ribalta il problema delle foreste. E il problema delle foreste, soprattutto nel nostro territorio, è un argomento che potrebbe cambiare di molto la prospettiva e la possibilità di intraprendere di tante iniziative nelle nostre montagne. Proviamo a immaginare, non c'è, ma qui magari il dottor Bon me lo confermerà, non c'è studio di architettura al mondo oggi dove non si cimenta
a progettare in legno. Tutti quanti si stanno facendo gara tra uno e l'altro per portare l'altezza delle torri all'altezza maggiore. Ormai si sta progettando le torri di Berlino e di Vienna a oltre 100 metri di appartamenti residenziali costruiti tutti quanti con legno. Il nostro territorio ha una risorsa di grandissima disponibilità. Il nostro territorio incrementa quasi 1 milione di metri cubi di tronchi all'anno. Per fare un esempio molto semplice, quasi ogni secondo dell'anno il nostro territorio incrementa di 4 metri cubi al secondo la massa forestale disponibile per essere trasformata in costruzione. E il tutto facendola, come si dice prima, in maniera sostenibile, perché tutto questo sarebbe un prelievo che va a sottrarre solo l'incremento, lasciando intatta quello che è il volume complessivo delle nostre foreste. Anna, non so quanti minuti abbia ancora, ma vorrei andare avanti solamente per completare alcuni ragionamenti di nuovo nel quali sono gli elementi che completano la parola sostenibilità e in come noi l'abbiamo intesa in questi anni. Ed è la gestione delle materie prime, fare il più possibile uso esclusivamente di materiali che provengono dalle foreste certificate. Sappiamo benissimo quanto commercio illegale c'è per il mondo di materiale che proviene invece dalle foreste equatoriali, e qui da noi oltre l'80%, e quando dico da noi parlo della nostra regione, oltre l'80% dei nostri boschi sono certificati con la catena di custodia, per cui è una garanzia che il materiale che noi usiamo e che viene usato nel nostro territorio ha un'origine specifica e può essere ed è prelevato secondo uno schema che viene controllato poi dagli istituti di sorveglianza. Parliamo dell'energia che è un argomento indispensabile oggi in una costruzione nuova. Sappiamo che una costruzione moderna, cosiddetta contemporanea, oggi non può non pensare all'uso di energia autoprodotta, nel senso che alla fine della giornata riusciamo a consumare quello che abbiamo autoprodotto durante la giornata. Parliamo del comfort abitativo, altra condizione in cui le costruzioni in legno garantiscono rispetto a tante altre costruzioni, ma c'è l'argomento finale, è alla fine di tutto questo ciclo la recuperabilità di tutti questi materiali. Sappiamo benissimo che in Europa il 40% delle discariche sono piene di materiali derivanti da demolizioni e da detriti. Un problema grandissimo e solamente interpretando il mondo delle costruzioni con un nuovo concetto, che è quello del recupero e del riutilizzo, riusciremo a valorizzare meglio quello che abbiamo fatto, non allungare il ciclo di vita dei prodotti, cercare di farli diventare anche, come si dicono, prodotti, materie prime seconde, per cui riutilizzabili a fine vita, e tutto questo ciclo si deve chiudere con il famoso detto zero carbon footprint. Questo tipo di costruzioni già esistono in giro per il mondo: autonomia energetica, zero footprint e alto comfort abitativo, dato soprattutto anche dal grande intervento della domotica e della sensoristica che ci sono nelle costruzioni. Ma voglio nuovamente, e poi finisco Anna e lascio il posto ai nanetti, non per banalizzarli, ma perché li hai titolati tu, così io non mi permetterei mai anzi direi che all'assessore che ha aperto oggi la conferenza, che ha fatto una scelta bellissima, perché poi, come diceva Bertero, se noi non siamo interpreti dei nostri territori, non sappiamo valorizzare anche le storielle e le leggende che ci circondano, tutto questo è vanificare sforzi che invece potrebbero contribuire a elevare il valore delle nostre montagne, il valore dell'attrattivo delle nostre montagne. Ribadisco, viviamo in un territorio in cui le
materie prime naturali sono valorizzabili in maniera diversa di quello che è stato fatto fino adesso. Banalmente abbiamo ceduto tanto del nostro patrimonio forestale a altre entità e non abbiamo saputo invece valorizzarli e fare diventare tutto questo occasione di crescita e di sviluppo del territorio, soprattutto delle aree interne, delle aree che meno riescono a beneficiare delle connessioni e dei collegamenti con le grandi città. E qui Davide Boeri prima ha detto giustamente che un occhio di riguardo vanno dati anche a queste iniziative così marginali, perché da lì riusciremo a combattere anche quello che è il classico fenomeno sul quale tutti piangiamo, ma dovremo dare una risposta, che è quello un po' del calo della popolazione, dell'abbandono soprattutto anche delle aree alte delle nostre comunità, che determinano poi e si ribaltano come problematiche su di noi. Ma il pragmatismo montanaro che ci fa sempre riflettere quando andiamo a fare una camminata, sappiamo che a salire, a scendere dobbiamo prendere solo l'essenziale, perché se abbiamo il sacco troppo pesante rischiamo di affaticarci, se è troppo leggero rischiamo di morire di freddo. In questo contesto siamo molto pragmatici e siamo molto essenziali, e mi augurerei che anche voi ragazzi nel vostro lavoro che andrete a imbracciare in futuro sappiate valorizzare questa essenzialità, ma la sappiate anche comunicare nella giusta maniera, perché anche, come ha illustrato prima, mi dispiace, Paolo Bon ha illustrato una serie di interventi fatti anche da noi che non sono riuscito a vederli tutti, ma di grandissimo rilievo, e dovremmo saperli comunicare bene, perché sappiamo farli, il nostro pragmatismo ci porta anche a avvantaggiarci, dico qualche volta, quando andiamo fuori regione, di questo carattere che abbiamo, ma essenziale, ma pragmatico, ma dobbiamo comunicarlo anche meglio. Come farlo se non usando quello che la nostra regione esprime maggiormente? Non dimentichiamoci che il Friuli Venezia Giulia, incastrato così tra Slovenia e Austria, si gioca quotidianamente risultati e obiettivi che toccano, diciamo così, della sostenibilità fanno un punto fondamentale. Qui abbiamo tutti gli argomenti per essere ancora, anche a livello nazionale, tra i primi della classe. Voi dovete essere interpreti pienamente dei contenuti che mettiamo dentro in questa parola, perché il territorio li può esprimere in una maniera completa. Anna, Grazie Presidente, grazie per le sue sagge parole e per la sua saggia conduzione dell'azienda che guida. Quindi grazie anche perché alla fine il suo intervento è diventato anche una piccola lezione di educazione civica che sta tra le nostre materie trasversali. Quindi grazie molte. Vabbè. Solo 30 secondi prima di lasciare la parola, perché appunto vorrei ribadire la cosa che diceva il Marino De Santa, perché effettivamente per gli architetti il legno è un materiale meraviglioso, in questo momento è il materiale più interessante che possiamo trovare, non solo perché è sostenibile, ma anche perché ha caratteristiche strutturali straordinarie. Consente un isolamento termico di tipo ottimale, dà una sensazione di domestico a quello che realizziamo, no? Come superficie di rivestimento, che è quello che ricerchiamo spesso, e per noi è magnifico perché ha una rispondenza tra progetto e realizzazione, soprattutto nella prefabbricazione, che ci consente grandi possibilità. Adesso il problema sarebbe solo riuscire veramente a creare una filiera completa dal momento della produzione fino a quello della progettazione e poi della realizzazione, che spesso trova interruzioni perché non riusciamo qualche volta a trovare progettisti strutturali che abbiano esperienza sufficiente nel legno, o certe volte delle aziende che siano in qualche modo strutturate in maniera sufficientemente evoluta per realizzare cose anche non del tutto semplici.
ma sicuramente materiale magnifico, speriamo di utilizzarlo sempre di più. Grazie mille per questo suo, come si può dire, speranza, che naturalmente potrebbe trovare riscontro nella città e quindi in tutte quegli argomenti che abbiamo un po' toccato. Va bene, adesso tocca a me, no? Design e montagna. Sarebbe da fare una riflessione sul contributo che ha portato lo sport all'evoluzione dei materiali. È un argomento enorme, mi viene solo da pensare al Kevlar per tante applicazioni che sono state fatte, appunto dalle vele per le barche fino agli diffusori per le lampade. Non solo, ma anche ai materiali, per esempio ai vari accoppiati che ci sono e ai tessili che insomma la cui ricerca ha portato naturalmente a delle migliori performance degli atleti, però non mi sono preparata su questo, sono preparata sui nanetti da giardino. Però non è un caso, no? Perché appunto qui è nato un sentiero dei nani, è nato questo sentiero dei nani che a me piace tantissimo, ma piace moltissimo ai bambini e tra l'altro è con rammarico che ho notato atti di vandalismo, ma io non so come la gente possa prendere a bastonate nanetti o distruggere, vabbè, no, non so. Comunque l'ho trovato un modo originale per collegare natura, design e turismo, e i nanetti possono essere anche un inaspettato punto di riflessione sull'industria, l'arte applicata e il gusto. Allora io adesso condivido il sito del Museo del Design del Friuli Venezia Giulia, che è un museo online, cioè non esiste il corrispettivo nella realtà. Il corrispettivo potrebbe essere Udine Design Week, se vogliamo parlare di corrispettivo. Quindi qua dentro voi potete trovare, ragazzi, ve la guarderete con attenzione, magari anche da soli, vedete www.mudefri.it, entrate nel tag mostre e nel tab mostre vedrete che c'è nanetti e vi troverete questa immagine. Questa immagine poi potete scorrere, vedete stanza successiva, adesso io vi faccio vedere qualcosa, ma insomma divertitevi anche da soli. Il punto dal quale sono partita è una mostra che ho curato io personalmente, ne ho fatto anche un libro, eccolo, è proprio la copertina di quel libro, eccolo qua. Da cosa sono partita? Dal cercare di capire se i nanetti da giardino sono un oggetto di cattivo gusto oppure manufatti simbolici ad alto contenuto culturale, perché per quanto considerati kitsch non hanno mai avuto flessioni di mercato, lo vediamo ovunque e a Tarvisio anche. Perché quali sono le ragioni di tanto successo? Ecco, un po' ho voluto indagare quindi sul gusto, anche perché tanti poi hanno ripreso l'idea dei nanetti, da Fiorucci a Philip Stark, da Gio Velluto ai negozi dove si comprano i nanetti no name. Quindi questo è un aspetto, quindi il gusto. L'altro aspetto è la manifattura. Come vengono fatti questi nanetti? Che materiali si usano? E così ho scoperto un sacco di cose studiando i nanetti. Ecco, questa era la premessa e qui io ho catalogato nanetti prendendoli molto seriamente, come si fa nella catalogazione dei beni artistici più importanti. Qui potete potete vedere diversi, ma vorrei puntare l'attenzione qui a sinistra su uno dei nanetti che Philip Stark ha disegnato, progettato per la Cartel, che è una grande industria dell'arredo che ha sempre lavorato con le materie plastiche, e gli altri sono questi nanetti che forse tutti conoscete, sono i nanetti di Walt Disney. Bene, sappiate che questi nanetti sono made in Friuli. Alla fine degli anni 50, due signori, due imprenditori, pensate, ecco qua l'imprenditoria, la visione, non so neanche io come chiamarla, hanno pensato bene di prendere i nanetti, di prendere il film di Walt Disney, cristallizzare in alcune
in alcuni atteggiamenti, alcune espressioni questi nanetti che erano animati e produrli con stampaggio rotazionale. Allora, senza andare in cose particolarmente tecniche, era una cosa nuovissima alla fine degli anni 50. Questi erano i due signori che quella volta erano giovani, qua li vedete vecchietti, ma 1924 non ci sono più. Ma si sono inventati delle cose pazzesche, i nanetti, ma non solo, hanno brevettato anche la famosa palla per fare ginnastica. L'hanno inventata loro, brevetto americano. Quindi immaginate quanto erano creativi, visionari, sperimentatori. Hanno fondato un'azienda, 2 aziende in realtà, la Letra Gomma e la Ledra Plastic ad Amaro, quindi quasi montagna, anche qui, mezzo. Guardate, hanno fatto tutti i personaggi della Walt Disney, cioè hanno avuto la licenza da Walt Disney, unici al mondo, per produrre quei personaggi. Immaginate il successo che hanno avuto questi due signori. Ecco, per dire imprenditoria friulana, perché il Museo del Design del Friuli Venezia Giulia poi guarda al mondo, ma si concentra sul locale, sulle storie di eccellenza dell'industria locale, quindi questa è la storia che volevamo raccontare. Poi qui ci sono tanti altri nanetti che potete vedere, però ci tenevo a dire che non è che il nanetto è una cosa che è nata così recentemente. Addirittura i più illustri predecessori dei nanetti sono le raffigurazioni dei lari dell'antica Roma, ma poi ci sono storie d'arte che hanno costellato la storia delle ville rinascimentali e manieriste, l'appartamento dei nani nel castello dei Gonzaga a Mantova. Nel 1800 poi Ludwig I inizia la moda del castello eclettico e romantico e ispira Walt Disney, che negli anni 30 proprio fa un giro in Austria e tutte le creazioni di Walt Disney a cui si ispirò per creare poi anche Disneyland, proviene proprio da quella visita. Nanetti da giardino che sono fatti nei materiali più diversi, questo è in ceramica, questo è in stucco, poi ce ne sono in gesso e questi sono i più preziosi perché sono comunque nella tradizione appartengono alla terra, sono creature protettrici della terra, infatti molto spesso sono minatori, no? Scavano sottoterra. E tra l'altro nella tradizione popolare di origine celtica e germanica i nanetti hanno una fisionomia indistinguibile l'una dall'altra. È stato Walt Disney a dargli proprio la fisionomia che poi sappiamo, dotto, cucciolo, mammolo, eccetera. Materiali, dicevo, quindi gesso, ma anche vetroresina. E anche questo mi aveva incuriosito, perché come si fanno i nanetti, come si producono, dove si producono? Si producono molto in Germania, gli stampi sono in vetroresina, vengono messi insieme e poi vengono dipinti, un po' alla maniera delle botteghe rinascimentali, in cui ogni artista era specializzato in un dettaglio, fosse gli occhi, il naso, la bocca, eccetera. Ci sono anche vari esempi di nanetti contemporanei, diciamo designer che hanno immaginato i nanetti come oggetti d'arredo vari, il più importante, il più conosciuto è sicuramente Philip Stark, e quindi io direi vive i nanetti come storia per conoscere di più anche il territorio, ma anche la storia dell'arte. Ecco, io diciamo che concludo il mio intervento, ma se volete saperne di più mi contatterete, io insegno da voi, quindi mi potete contattare quando volete e io a questo punto passerei la parola al professor Dittadi per le conclusioni. Sì. Grazie. Allora, devo dire la verità che
Già gli studenti nella chat, ho visto nel cellulare, si chiedevano dov'è questa casa a Camporosso, qualcuno l'ha già indicata vicino alle scuole elementari, quindi tutto interesse, mi chiedevano di questi nanetti, quindi li vedo già molto sul pezzo. Abbiamo citato varie volte il comune di Malborghetto. Io ho visto che tra gli invitati c'è anche l'assessore alla cultura di Malborghetto, che è anche un nostro collaboratore con il coro, il professore Busettini Alberto. Se c'è e vuole salutare, vedo che dovrebbe esserci. Eccolo. Sì, ciao Alberto. Buongiorno a tutti. Ho visto che Malborghetto è stata citata spesso. Sì, non vorrei allungare troppo insomma, la mattinata comune, però ho trovato tutto molto interessante e tra le varie cose che forse vanno citate riguardo ad esempio l'architettura che si è legata bene al territorio, nel nostro comune c'è un esempio molto quotato che è quello delle pigne, ovvero di moduli abitativi proprio collocati sopra degli alberi, che hanno occupato diverse copertine di design di architettura negli ultimi anni. E dallo scorso anno abbiamo ad esempio in Val Saisara un progetto che si chiama Freeland, è una startup di alcuni giovani che hanno portato proprio delle casette immerse nella natura, quindi dei moduli abitativi totalmente compatibili con l'ambiente, che si sostengono attraverso pannelli solari e sono dipendenti, non hanno bisogno di agganci, di cose di questo tipo, che la gente prenota attraverso delle app, apre con delle app e si trova di fatto in una stanza di hotel ma immersa completamente nel bosco. È un progetto che è andato molto bene e che poi si sposta in maniera itinerante, perché l'inverno va in Laguna Marano, piuttosto che durante il periodo della vendemmia sul Collio. L'estate predilige appunto la montagna. Invito anche i ragazzi ad andare a vedere, si chiama Freeland, trovate siti, pagine Facebook, è una cosa molto interessante perché è una startup creata proprio da dei giovani di Gemona e lavorano molto con la comunità locale perché hanno poi creato dei posti di lavoro, si raccordano con chi fa le guide turistiche, la guida mountain bike, piuttosto che i ristoranti e così via. Se ho un attimino di tempo dico quello che stiamo creando anche assieme alla scuola. Stiamo anche noi digitalizzando un po' i nostri sentieri con un applicativo che è stato creato localmente, quindi giovani che hanno frequentato l'Istituto Bachmann, che hanno creato un'impresa che si chiama Maca, e i nostri sentieri, Animal Borghetto, piuttosto che il sentiero degli abeti di risonanza, piuttosto che i sentieri della Grande Guerra, oltre ad avere i classici contenuti diciamo di tabelle, visivi, indicativi, sono stati smaterializzati attraverso un QR code e il telefonino, possono essere diciamo visitati utilizzando sia i contenuti multimediali che l'audioguida in 4 lingue. E anche qui le competenze dell'istituto sono tornate utili perché spesso le audioguide nelle lingue sono proprio registrate da ex studenti o studenti degli anni più grandi dell'istituto. Quindi si è creata una sorta di indotto anche in questo senso. Festival Risonanze, che è uno dei contenuti con i quali col professor Dittadi lavoro anche nell'alternanza scuola-lavoro, quest'anno avrà proprio un applicativo di questo tipo che ti avvisa sul telefonino dove si trovano i concerti, dove sono le attività, come raggiungerli. Quindi ci stiamo veramente muovendo anche noi in questo senso. E parlando di design, da anni collaboriamo con varie aziende per trasformare proprio le piazze e i luoghi dei concerti. Quindi aziende che vengono ad esempio a Risonanze e ci portano i propri prodotti. Negli ultimi anni avevamo Moroso, quest'anno sarà l'azienda Midi di Pordenone, che diciamo espongono il proprio prodotto ma allo stesso tempo arredano i nostri spazi comuni, andando ad integrare insomma l'ambiente del festival e l'ambiente montano con un prodotto di design. Ecco, io vi ringrazio per questa mattinata molto interessante.
per i vostri contributi, anche per tutti i discorsi sul turismo esperienziale, che è quello che stiamo cercando di fare anche noi. Penso ad esempio al progetto AdventPour, che ha avuto grande successo lo scorso inverno. In questo caso il prodotto è un prodotto di design tra virgolette locale, quindi abbiamo coinvolto scultori e artisti locali. È un prodotto turistico che ha il sapore un po' degli altri tempi, e quindi in questo senso anche ci appoggiamo molto alle competenze del territorio per metterle di fatto in risalto. Sì, stavo ringraziando l'assessore Busettini, con cui collaboriamo come scuola su vari settori. Il prossimo impegno, appunto, le risonanze di questo primavera-estate. E passo a te per concludere la parola, Anna. Va bene, io non ho altro da dire che grazie a tutti. Di nuovo vedo ancora 80 persone collegate, per cui lo ritengo veramente un convegno di successo e spero che abbia gettato un seme che germoglierà, ma ne sono certa, quindi vedremo questi germogli. Grazie a tutti. Ecco, gli studenti volevano salutare, ho detto salutate in chat, eccetera. Salutano tutti e ringraziano. Arrivederci. Arrivederci a tutti.